Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a tutti cari amici, benvenuti anche oggi al live splash del Mariato Veneziano con il Legarda, e siamo collegati su tre bellissimi canali: il canale di Il Legarda, YouTube, il canale YouTube del vostro Mariato Veneziano, e il diario personale del Mariato Veneziano, con più di Di 3.000 Facebook, di sì. Facebook. Chiaramente che oggi mi hanno bloccato un pochettino perché hanno visto che metto troppi messaggi anche in alcuni gruppi dove sono moderatore, ma mi hanno un po' bacchettato, perché qui sono questo spam. Sapete che i nostri amici ci vogliono sempre sulla cresta dell'onda. Comunque, solo per dirvi che se manco per qualche giorno è perché mi hanno tirato un pochettino le orecchie. Bene, Ilde, cosa ci racconta i nostri amici e quelli che ci seguono? Bene, allora racconto come sempre che abbiamo degli appuntamenti nell'arco della settimana. Con oggi chiudiamo gli appuntamenti settimanali che riapriranno lunedì sera alle 21:30, sempre su questi canali con la sottoscritta, mercoledì alle 20:30 con il Marietto Veneziano. Riprenderemo poi venerdì alle 21:30 e come di consueto ormai il sabato alle 16, sempre su questi gloriosi canali. Vi Migliori, diciamo, aspettiamo, migliori. sì, vi aspettiamo come sempre. Ricordo anche agli amici che una volta che hanno fatto la domanda devono poi lasciare spazio agli altri, alle persone nuove soprattutto, perché sì, io Gabriella sono freddolosa, mi piace stare al caldo, infatti mi sono messa al sole come fanno i cani e i gatti che appena c'è un po' di sole si mettono in uno spicchio di sole, e anche io ho fatto così. E poi sì, mi piace stare appunto, c'è un po' di freschetto oggi. Allora, dicevo, ricordo che dovete scrivere una domanda precisa, il vostro nome, la data. La domanda deve essere precisa in che termini? Precisa nel senso che dovete darci già una domanda chiara con un'unica opzione, dunque non facciamo doppie opzioni o quello, perché il pendolino non può dare sì e no su una doppia opzione, e anche le sibille sono di difficile interpretazione quando la domanda è ambigua, dunque la domanda deve essere chiara, e questo è uno. Mettete il vostro nome e la vostra data di nascita. Se chiedete di controllare anche per il vostro marito, il vostro fidanzato, la collega o quello che è, mettete anche il nome e la data di questa persona. Già che Bene. ci siamo, mettiamo anche il bandierino con il numero di telefono. Così, tanto per. Ah, giusto così, vero? Ma tu riesci a farlo, Marietto? No, non riesco perché non ho l'autorizzazione di, come si dice, Ah, ho amministratore. capito. Se no l'avrei fatto prima. Allora, tra l'altro stiamo per uscire con il nostro nuovo lavoro, Puoi che farlo è vedere che sono l'ebook. interessato, vedi? Certo, è già sullo schermo. Radionica Magica, la radionica incontra l'ermetismo. È un lavoro molto importante che lavorerà appunto sulle persone che lo commissioneranno in modo esclusivo, perché ogni circuito dell'ebook verrà personalizzato con la stringa, anche detta rata radionica, la stringa numerica unica per la persona, e che sostituisce il testimone, dal momento che appunto è la vibrazione comunque della persona estrapolata in una stringa numerica. Verrà appunto occultata all'interno del circuito. Ogni circuito dunque può anche non essere stampato, vero Marietto? No, non puoi, sarebbe meglio anche non stamparlo, perché dal momento che è attivato funziona, nel senso che non ha bisogno di essere stampato, perché qualsiasi cosa che va sul web vibra come qualsiasi cosa che viene stampata, no? E quindi, Esatto, esatto, riceve gli le influssi informazioni del giuste, piano sì. eterico, esatto, sfruttando i campi elettromagnetici dell'etere. Esatto, Dunque sì. abbiamo questa cosa. Troverete l'ebook sul nostro sito ilcapitano.altervista.org, potete prenotare la vostra copia, che ha un costo di 50 euro, Che è considerate appunto veramente basso in considerazione del lavoro che ci sta del dietro. lavoro che c'è dietro per ogni singolo ebook. Esatto. Benissimo,
allora, detto questo, poi vabbè, c'è anche una chicca in più perché ogni ebook è corredato da un circuito completamente personale, ma anche gli altri Sì. sono personali, però questo è uno in più che è veramente singolo da persona a persona. L'obiettivo di questo ebook è la creazione della personalità magica, e che è una personalità, una persona equilibrata, che ha corretto le forze degli elementi all'interno di sé, ed è ovviamente uno stimolo, uno sprono molto importante a progredire su un percorso di crescita spirituale. Bene, dunque, se siete interessati non esitate a contattarci. Ora direi che possiamo cominciare, le domande si sono certo. affollate. Allora, salutiamo Io Fabiana. sono qui che scalpito, c'è il pendolino che sta scalpitando. Benissimo, salutiamo dunque Fabiana, Cira, Laura, Gabriella, Loredana, buon pomeriggio anche a Daniela, a Cinzia, Nunzia, Rossella, Noemi, Maurizio Antonio, Alessandro. Bene, abbiamo già questi amici con noi, ce ne sono sicuramente altri che non hanno salutato, vedo che online ci sono una quindicina di persone, dunque cominciamo a rispondere a Fabiana. Allora Marietto, leggo io la domanda, che forse tu non hai lo schermo comodo. Allora, Fabiana, 20 novembre 2001, vorrei sapere cosa succederà in amore tra me e Francesco, 6 giugno 99, a breve. Allora, in questo momento non si sentono. In questo momento? Non si sentono, c'è scritto non ci sentiamo. In effetti si vede che non si sentono tanto. C'è lì qualcosa che sta bollendo in pentola. Sta bollendo in pentola qualcosina. Qui ci vuole una tua stesura bella completa, analitica, un bel tac dei tuoi. Insomma, non riesce ad andare né sul sì né sul no questo pendolino, o comunque perché a breve la vedo dura, ma magari le tue sibille possono sbloccare la situazione, dare un'idea, perché il pendolino è come se avessero spento la luce. Continua a girare. Sì. Allora, vediamo, Fabiana 20 novembre 2001, Francesco 6 giugno 99, vediamo. Sono cadute delle carte, sapete che io le leggo sempre, deliranti, donna di servizio superbia. Abbiamo sicuramente un clima confuso, dove probabilmente c'è anche l'incertezza legata anche da forse qualche altra persona che si sta dando da fare. Allora, vediamo un po' cosa dicono Fabiana e Francesco. Grazie Sibille. Costanza, donna di servizio. Mi hai detto che sono ospite del tuo canale. Quante carte giro? È un bel completo, perché questa Facciamo una spesa completa. Sì. Poi è una delle prime volte che ci contatta questa signora. Certo, sì, lei mi sembra proprio che le rispondiamo per la prima volta. Quindi bisogna proprio farla in modo allora, speranza, casa, amatrice, domestico, denaro. È partita benino, cioè non sembrava esserci grosse difficoltà in passato, anche se comunque la matrice potrebbe essere che comunque per lui ci sia ancora qualche sospeso, magari c'è una persona che gli interessa particolarmente, o qualcuna, per quanto possa essere breve il vostro passato, perché stiamo parlando di date molto molto recenti, 19-21 anni, insomma veramente poco, però probabilmente c'era già una simpatia nel cuore di Francesco, e dunque anche se vi siete sicuramente un po' avvicinati in passato, diciamo che c'è al presente di attesa e altre persone, c'è competizione, c'è un po' di un vivaio intorno a Francesco. Omaggio di preziosi, stanza, comunque l'opportunità di incontrarvi c'è, però a quanto pare non necessariamente
vedi che prima ci sono le varie possibilità di incontro, però poi c'è malinconia e superbia, dunque alla fine al presente si vede che c'è un po' di nostalgia legato magari a come eravate un po' prima, evidentemente c'era più, sembrava esserci più partecipazione. Però allora, sacerdote, amica Imeneo, beh, diciamo che a parte un clima che potrebbe essere un po' freddino nel prossimo periodo, cioè lui un po' sulle sue, sembra che per il contributo di un'amica riusciate in qualche modo a riavvicinarvi. Però sai, è solo una breve fase perché sì, c'è mercante, allegrezza al cuore, già questo è più ambiguo, c'è l'inizio di un flirt. E lui sicuramente è una persona che piace, sa di piacere, in gamba, ha delle qualità, però guarda l'esito. Non riesco a vedere un avvio, una partenza come si deve nell'immediato di questa stesa, perché c'è buona volontà da parte tua, ma c'è sempre distanza. Ti vedo comunque sospirare questa persona che invece è lontana, pensa ad altro. Un po' freddino, un po' freddino. Sì. Penso che Pendolino era lì che bolliva, vuole, ma tirato. C'è qualche Comunque, occasione di entrare in contatto più vicino, sembra proprio che un'amica si presterà ad aiutarla in questo senso, però vedo bocciare in più. Sì. Il Pendolino non mente. Vedremo più avanti, poi casomai Fabiano. Sì, comunque la domanda era breve. E a breve non ci siamo. No. Non ci siamo ancora. Allora abbiamo Laura. Laura? Buongiorno Marietto, vorrei sapere se per dicembre riesco ad avere la separazione ufficiale davanti al giudice con mio marito. Lei si chiama Laura, 23 maggio 80 e il marito Francesco, 29 dicembre 73. Allora, Dunque, Francesco del 73, la Laura... separazione ufficiale per dicembre, la laurea dell'80. Sotto Natale, sotto l'alberino, Babbo Natale dice che porta la separazione. E Pendolino dice che Babbo Natale, purtroppo... non sembra... Non sembra. Che ci sia già a dicembre. Magari per la Befana, che è in sintonia, Vediamo per Natale. Se la Befana è più generosa di Babbo Natale quest'anno. Quest'anno. Allora, sì, lei voleva te, perché buongiorno Marietto. Sai, la qualità, ha fatto scherzi. È perché magari nel mio canale, chiaramente. Sì, sicuramente. Allora, va bene. Che mi dici? Quante carte giro? Anche per lei? Completa. Se cercava master faceva una completa. Sentilo. No, ma dillo che poi da mercoledì mattina inizierò io le live splash con le carte. Ma mi sembra che riesca a dirlo tu da solo. Scherzo. Allora, per Laura, a compilare quel formulario. Bravo, compilalo, va. Allora, per Laura, Sibille, ditemi se avrà a dicembre o entro dicembre la separazione dal marito ufficiale. Ma un colloquio con qualcuno ci sarà, Scusa, separazione o divorzio? Separazione, in prima battuta la separazione, il divorzio arriva dopo 6 mesetti si può richiedere. Sono preparata, Sì, come si dire? Allora, falsità, gran consolazione, amatrice, domestico e costanza. Allora, partiamo con una linea dove si vede che c'è il desiderio, c'è il progetto, no? Soprattutto legato a te,
perché è la carta immediatamente successiva alla gran consolazione. Abbiamo però, non dobbiamo tralasciare che c'è la falsità, dunque è una situazione, quella che precede il momento attuale, legata a buon viso cattiva sorte. Dunque è un momento in cui bisogna indossare una maschera e cercare di gestire al meglio con un po' di opportunismo questa situazione, perché vedo che comunque lui, vedi che c'è domestico e costanza, sembrerebbe proprio che lui abbia quantomeno in questa linea un lieve vantaggio, è un po' più forte e comunque sembra che lui mantenga una linea, che abbia un atteggiamento non dico irremovibile, ma solido. Vedi che adesso passiamo alla linea del presente, abbiamo la prima carta disgrazia e dottore, dunque ora relativamente alla domanda se a Natale avrai questa cosa a livello ufficiale, mi sembra difficile, più che altro perché si creano dei contrasti piuttosto importanti per quanto riguarda gli accordi, che è possibile in qualche modo trovare, però c'è sempre un carattere di ambiguità, come se mi rendo conto che sento che hai l'urgenza di andare a far scrivere, come dire, qualcosa prima che lui cambi idea, perché ha un po' questo atteggiamento di chi un momento sembra collaborativo e un momento dopo assolutamente irremovibilmente no. Dunque ancora vedo che nel prossimo periodo ci saranno dei momenti di discussione, dunque avrà ancora delle fasi in cui magari si rimangerà un po' le cose dette e c'è poi un po' di preoccupazione da parte tua per come si svolgeranno le cose, ma vedo che poi comunque il viaggio, la speranza, l'amante, mi sembrano comunque una promessa di un cambiamento, oppure la possibilità che comunque lui faccia una proposta un po' più vantaggiosa. Dunque dovrei avere un po' di pazienza. Comunque, allora, non so se proprio a dicembre, però non penso che sarà tardissimo. Comunque, diciamo che devi avere pazienza, perché lui secondo me, vedi che c'è pensiero nemico, io penso che lui stia ancora architettando qualcosa, di pensiero nemico, lettera, denaro, cioè cercherà di toccarti proprio sulla parte più solida, economica. Cioè, di che ci pensa? No, ma Hilde è una bella spiona. Vabbè, se possiamo dare una mano e raccontare Una un mano po', la si dà sempre ai nostri amici che ci seguono. un po' di dettagli, va bene. Va bene, Allora, andiamo avanti. Laura l'ha scritta 2 volte, abbiamo Cinzia. Allora, a questo punto, guarda, Cinzia, le abbiamo risposto recentemente più volte su altre domande. Facciamo veloce, proprio io 5 carte e tu un sì e un no. Tanto chiede sì, se avrà un buon esito, anche perché qua a una fanno i consulti online. Ragazze, se volete le cose approfondite, non esitate a contattarci privatamente per un consulto. Noi vi diamo un'opportunità, però è giusto che anche altri abbiano spazio. Dunque, sì. veloce, tanto per darle... Sì. Cosa ha detto che io non ho visto? Lei è 3 dicembre 72, Cinzia Grasso. Sì. Dimmi la domanda. Riuscirà ad avere un buon esito dagli esami di idoneità? Scusa, esami di idoneità? Ha scritto così, esami di idoneità, non sappiamo per cosa. Un buon esito sembrerebbe di no, poi magari sarà presa, però magari diciamo che alla domanda precisa un buon esito è no. Poi magari se la domanda è posta in un altro modo, prova a vedere te con le Sibille. Va bene, vediamo con 5 carte.
Allora, Sibille, rispondete per favore a Cinzia Grasso, 3 dicembre 72, se avrà, secondo il suo pensiero, un buon esito agli esami di idoneità o degli esami di idoneità. Grazie. Mhm. E l'esame lo sostiene, però c'è prigione, dunque magari Quello blocchetto. mm, Mm. 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 Allora, lei avrà la sensazione di essere andata bene, comunque soddisfatta di quello che ha fatto, però vedi che falsità mercanti, dunque forse non sarà tanto sufficiente. Infatti, in mica malinconia ci saranno poi delle difficoltà, magari, non so se a un orale o comunque non è che poi proprio sarà brillantissimo l'esito. Il pendolino ha visto un no, però sai, non si sa mai, magari poi sarà un po' sottotono, però. Allora, la mia sensazione è che lei sarà comunque all'inizio penserà che sia andato bene, però poi in pratica ci sarà chi è andato un po' meglio. Allora, non ti preoccupare, non funziona, lo fanno in tanti che parlano o solo con me o solo col Marietto. Stai serena, io dico, lo faccio una battuta sempre perché mi piace quando mi tenete in considerazione, ma come tutti, ma non me la prendo, stai tranquilla. Allora, Rossella, si sbloccherà il lavoro di mio marito Salvatore, 12 aprile 74. Anche a lei abbiamo già risposto per il lago di pesca sportiva. Sì, no, lì ci vuole tempo, è inutile. Ci vuole tempo, bisogna avere pazienza, non fate la stessa domanda, tanto non è che facciamo, cambia, no, infatti, cosa facciamo? Andiamo avanti o le diamo 5 Ma abbiamo carte? già dato la risposta, Infatti, sì, solo che andiamo ci vuole il avanti. tempo, Ci vuole ci tempo, saranno sì. degli intoppi, è chiaro. Andiamo avanti, dai. Allora, Noemi che vuole sapere se il ragazzo che le interessa corrisponde il suo interesse. E dunque la data di nascita però dice che non la sa che si chiama Ernesto. Lei invece è 6 dicembre 2001. Ma ci sono 10.000 Ernesto, se ti parlo di un Ernesto che conosco io, gli dici di sì, che si butta giù dalla finestra. Come dire, vai a cercare bene la sua data, cerca di fare qualche indagine, indaga bene e torna con una data, perché vogliamo darti una risposta che sia un po' più attendibile di così. Certo, Allora, perché così diventa un Luna Park. ma sì, è una lotteria. Abbiamo comunque il 50% di probabilità di beccare la risposta. Allora, Loredana. Ciao Marietto, volevo sapere, chiedere conferma al pendolino se Sebastiano, 25 settembre 63, la cercherà. Lei è Loredana, 16 giugno 73. Ricordiamoci, a me sembra di aver risposto anche a lei, però tu le fai un sì e un no e io 5 carte, poi la prossima volta Loredana la farà a posto anche ad altri, non solo la prossima volta, è per un po'. Allora, vediamo. Sebastiano cercherà Loredana, Sebastiano 25 settembre 63, Loredana 16 giugno 73. La situazione lì è scoppiettante, senti tipo quelle i Marron Glacé. Nel senso che non ce n'è un sì né un no, però la distanza, guarda un po', che magari sembra puntare un po' più sul sì, Sì, però non sarà per domani, non è non è un sì gentile, elegante da grande ora, è un sì quasi mendicante, è un sì quasi tirato, sì, allora, pirata, non tirato ma pirata. Ha messo un cadute 3 carte, Belvedere, Vedovo, Lettera, dunque è come se ci stesse pensando, Sì, ma esatto. Vedovo ha un po' una forma di rassegnazione, non è tanto convinto ancora, vediamo un po'. Quello che ho visto anche io col pendolino lì che rimurgina, ci pensa. Sì, ma sembra che abbia un qualcosa, vediamo 5 carte Col tempo comunque. delle mele un pochettino.
Il taglio devo dire che era positivo. Ma allora, la speranza c'è. La speranza è Però l'ultima è l'ultimo a morire. Però c'è la carta del nemico, donna maritata, donna di servizio. Mi sembra che ci siano delle figure femminili comunque intorno a lui che probabilmente creano dell'ostacolo. In che termini non lo so, però comunque mi apre con conversazione, ma vedi c'è anche un Nico, dunque degli ostacoli proprio legati alla comunicazione. Magari lui ci pensa ma poi è bloccato da altro e vedo comunque, ti ripeto, figure vicino a lui. Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, aiuto, sono andata troppo avanti. Ah, ecco, sai cos'è che era la domanda? La missione al quarto anno delle scuole superiori da esterna. Vabbè, comunque abbiamo risposto. Certo, non era un concorso dove magari lo passa, ma con un voto non secondo le sue aspettative, ecco. Sì, è più una cosa così, cioè lei ha fatto la domanda buono, no? O qualcosa del genere. Ma allora, sì, scusami, è che stavo leggendo la domanda di Nunzia, ma non credo che invertendo le date cambi la risposta, perché dice che abbiamo invertito le date tra loro. Tanto le vostre frequenze e vibrazioni erano comunque quelle. Ma comunque era positiva la risposta, Io non mi ricordo, però... Io sì, perché sono andato a rivederlo ed era positivo, quindi... Ah, e allora, magari se invertiamo non lo sarà più, non ti conviene muovere le cose. Nunzia. Allora, Marina, vorrei fare una domanda. Vorrei sapere come andrà la giornata del 9 novembre fra me e Federico. Marina, 26 settembre 93, Federico, 20 novembre 93. Poi Marina, anche tu sai che dobbiamo dare il posto poi anche ad altri. Allora, sì bene no male, vero Marietto? Certo. Ma all'inizio sarà un po' borbottante, un po'... ma poi dopo vedo che c'è quasi uno sblocco su qualcosa che potrebbe accendere la serata. Beh, poi è un sì, hai visto? Sì, Allora, vediamo. Vediamo la giornata del 9 novembre. Quante carte, Marietto? È completa. È nuova questa? No. E allora la completa lo stesso, perché il 9 novembre è una data importante. Ok. Allora, per Marina e Federico. Sì, poi Federico non è importante. Diteci come andrà la giornata del 9 novembre tra Marina e Federico, grazie. Beh, il taglio è comunque favorevole. Allora, scusate, ma tutto qua intrecciato che mi impicciava, ecco. Vediamo. Lei dovresti spiegare agli amici collegati a Face che si devono collegare o sul canale YouTube o iscriversi a StreamYard, perché vedo che abbiamo delle domande su Face che non riusciamo a leggere. Abbiamo 4 domande, 3-4, qualcosa del genere. Beh, io direi intanto se tu riesci a leggere le domande di Face, vediamo se c'è qualcuno a cui non abbiamo ancora risposto, di magari inserirlo in coda qui. Ricordo però, appunto, l'ha già detto Marietto, ma provo a spiegarvelo anche io un momento.
Facebook non dialoga in modo diretto con la piattaforma StreamYard che usiamo noi, dunque StreamYard non riporta i commenti che voi scrivete a Facebook, a meno che non autorizziate StreamYard a farlo. Dunque, siccome noi non riusciamo a seguire con più PC o dispositivi i vari canali, usiamo quest'unico canale perché confluiscono tutti all'interno di questa piattaforma. Però, ed è così che infatti noi vediamo tra quelli che sono spettatori del mio canale, gli spettatori del canale del Marietto, comunque le domande di tutti in ordine cronologico, ma quelle di Facebook non compaiono perché Facebook, a differenza di YouTube, richiede delle autorizzazioni. Dunque, per cortesia, o autorizzate StreamYard, oppure, meglio ancora, iscrivetevi ai nostri canali YouTube, semplicemente cercando Marietto Veneziano e troverete il suo canale, cercando il De Garda troverete il mio canale, iscrivetevi e partecipate alle dirette da YouTube, così non abbiamo problemi e non vi tagliamo fuori nelle domande. Va bene? Spero di essere stata chiara con i nostri amici da Facebook. Sì, torniamo a Marina. Marina, facciamola bene Maria. Marina, allora, gelosia, casa, bambino, vecchia signora amica. Allora, probabilmente da quello che posso vedere comunque il passato recente non è negativo, parla di un periodo di turbolenze e di incomprensioni che sono date dalla carta della gelosia, potrebbe anche essere veramente qualche episodio di gelosia, oppure semplicemente delle discussioni molto animate che hanno tirato fuori degli aspetti un po' particolari e hanno minato un pochino, che subito dopo c'è la carta della casa, dunque un po' la vostra intimità. Però, bambino, vecchia signora, amica, è come se comunque fosse ripreso il discorso fra voi in una maniera nuova, no? O comunque con un nuovo inizio, che riprende un po' l'armonia dei vecchi tempi. Al presente, amore, falsità, superbia, morte, non è proprio un momento facilissimo. Ricordiamoci però che stiamo rispondendo alla domanda se il giorno del 9 novembre andrà bene. Dunque, la linea del presente in realtà è allineata al 9 novembre e devo dire che insomma, effettivamente il pendolino ha visto che partiva con difficoltà, anche qui vedo una salita, perché sì, c'è l'amore, ma è un po' come se ci fosse falsità, superbia, morte, dunque un qualche ostacolo, o perché siete, come dire, un po' come quando si è, non dico in imbarazzo, ma non si è del tutto naturali. Ed è un momento in cui starete insieme, ma sentirete di non essere completamente voi stessi, come se indossaste delle maschere, perché ci sono ancora delle situazioni o ci saranno delle situazioni legate a orgoglio oppure a problematiche che si ripercuotono su di voi ma che provengono magari da altre persone, che devono essere comunque concluse o trasmutate, trasformate. Però come prosegue poi la giornata? Giovane fanciulla, stanza, consolante sorpresa, dunque tolto quel momento un po' strano, dove sentirai proprio una forma di disagio, vedo che poi c'è alla fine un incontro positivo, anche molto, molto vicino, molto intimo, cioè vi scioglierete poi e la cosa sarà piacevole per entrambi. Al momento di partire vedi che poi c'è di nuovo un allontanamento o non lo so se perché per vedervi dovete andare incontro uno all'altro oppure andrete da qualche parte insieme, c'è poi un ritorno un po' così con un po' di dispiacere. Allora, l'esito comunque è leggerezza, denaro, vedovo, dottore, dunque è un esito un po' sofferto. Di per sé non bisognerà prendere alla leggera questo rapporto, perché
ho questo incontro, perché comunque ci sono delle situazioni ancora molto, molto buone e ancora solide, però con questa carta qua del vedovo, che è una carta comunque di rimpianti, di solitudine, di quando un qualcosa è concluso inesorabilmente e ci lascia quell'amaro in bocca, mi fa capire che la situazione è un pelino a rischio, vi dovete risanarla, comunque darvi da fare, oppure non lo so cos'è che andrete a fare il 9 novembre, magari è legato a qualche situazione o una visita a qualcuno che non sta bene, di cui vi dispiace. Comunque, non ho idea quale sia questo 9 novembre, ma è una cosa comunque che ha il suo peso, non è una cosa, non sarà tutto leggerissimo. Esatto, sarà un pochettino scoppiettante. Allora, Andiamo avanti. Senti andiamo un avanti. po', Sì, però dimmi. io ti dico un po', tu la vedi una certa signora Fabrina, no aspetta, prima c'è un'altra signora che si chiama Cinzia Antonella. Vorrei chiedere se mia figlia 30 ottobre 2006 riuscirà a realizzare i suoi sogni. No, io non le vedo. Dov'è? È su Face. Ah, e allora rispondiamo a lei perché... Certo, perché lei modalmente l'ha fatta tra i primi, perché siete su Face, e rispondiamo alla Cinzia Antonella. Però Ok. purtroppo, calma, non c'è il nome della figlia. Ah, Quindi niente, passiamo al prossimo. Fabrina gli chiede, vorrei fare una domanda sul lavoro. I passi che devo fare per iniziare? Devo cercare collaborazioni? 23268. Cosa dici? allora, tu puoi dirle se deve cercare collaborazione, sì o no, e io vedrò. Hai detto Sabrina? Fabrina, con la F. Ah, Fabrina. Fabrina. E poi non dico il cognome, No, chiaramente. no, no, va bene, ma la data me lo ricordi per favore? Sì, 23268. Ok, grazie. Vediamo se riusciamo a vedere se deve cercare collaborazione. Per la Cinzia purtroppo deve mettere il nome della figlia, perché sennò... Vediamo se deve cercare collaboratori. La Fabrina, e sembrerebbe proprio di sì. O collaborazioni. Sì. Vediamo cosa dicono le sibille per Fabrina, 23 Mhm. febbraio 68. Poi si è unita anche la nostra Paola Chiarilli. Ciao Paola. Ciao Paola. La Paoletta che ci sta guardando. Allora, sibille per Fabrina. Sì, in effetti abbiamo già il taglio conversazione e fedeltà, dunque è il caso di... Allora, sacerdote, dispiacere, giovane fanciulla, bambino, viaggio. Dunque, abbiamo nel passato o per quanto riguarda il suo lavoro, o aveva già una collaboratrice più giovane che però, non so, è andata in maternità e si è allontanata, oppure comunque partiamo già da una piccola salita col sacerdote dispiacere, dunque o magari è arrivata anche qualche lettera di tipo legale, burocratico, sai quelle lettere che non vorremmo ricevere, che sono un po' fastidiose, che ci portano brutte notizie. Dunque diciamo che potrebbe esserci anche qualcosa di questo tipo nel passato recente e dunque le ha portato una qualche afflizione, no? Qualche preoccupazione, la necessità di capire un po' come muoversi per il futuro. E da qui un nuovo inizio che spetta però a lei intraprendere, cioè deve fare un cambiamento proprio volontario. Abbiamo comunque al presente prigione, riunione
dunque c'è, anche se volesse cercare qualcuno con cui collaborare adesso, con cui stringere accordi adesso, sembra che sia un attimo bloccata la situazione, però Gran Signore Donna di Servizio mi fa capire che è possibile che si avvicini o che intorno a lei, già in questo momento, già nel presente, comunque ci sia una persona che abbia interessi nell'aiutarla o nel trovare un qualche compromesso, qualcosa, perché comunque il Gran Signore in genere è un protettore ricco, qualcuno comunque benestante che può dare un contributo, certo che lo dà a sue condizioni, dunque sicuramente è possibile intraprendere un discorso o una collaborazione, vedi che c'è questa carta della donna di servizio, dunque qualcosa di favorevole che porta lavoro, di doversi dare da fare. Superbia, gran consolazione e denaro, comunque abbiamo anche delle possibilità di trasformare i sogni in qualcosa di concreto. Dunque io prenderei bene in considerazione eventualmente la presenza, comunque l'aiuto che può provenire da questa figura, perché sembra che comunque nel prossimo futuro arrivi un momento di grande espansione. Dunque, comunque la ricerca di un collaboratore o di collaboratori, magari anche che possano investire, sicuramente porta una linfa nuova, nuove energie, più competizione, più concorrenza. Dunque c'è, come dire, una spinta favorevole nel prossimo periodo. Allora, deliranti, vecchia signora pensiero. Dunque, devo dirti che una donna un po' più grande di te nel prossimo periodo farà delle osservazioni che ti turberanno, comunque qualcosa dirà che ti darà da pensare, però vediamo comunque l'esito, perché l'esito è favorevole, perché c'è gelosia stanza, dunque gelosia sono momenti di discussione che forse hai avuto proprio a tu per tu con qualcuno, no? Perché la stanza è l'occasione in cui parliamo di persona, faccia a faccia con qualcuno, vedi anche la posizione delle sedie in questa carta, dunque gelosia, stanza, dunque o ci sono state delle perdite che ti hanno procurato gravi preoccupazioni o comunque pensieri, no? E la necessità di trovare delle soluzioni e da qui è venuto un qualche incontro oppure qualche notizia che ti ha turbato, come abbiamo visto già anche in partenza, turbato perché poi abbiamo la carta dell'ammalato, vedi che significa che sicuramente hai accusato il colpo, hai cercato comunque delle soluzioni, ti sei un po' isolata pensando al da farsi e magari un po' di abbattimento puoi averlo vissuto, però vedo qua sia una persona che può fare e portare delle proposte, qualcuno che può comunque con il suo entusiasmo portare nuova linfa, nuove possibilità, proprio un rinnovato slancio. Dunque non lo vedo male. Secondo me però la collaborazione sì, e al presente devi prendere in considerazione un uomo facoltoso di cui ti ho detto prima. Bene, Marietto. Bene, quindi sei stata come al solito prolissa e sempre generosa. Vuol dire che ho parlato anche troppo. No, il giusto. Sto scherzando, fai benissimo. Dai, facciamo l'ultima, perché ormai abbiamo già bucato un po'. Va bene, abbiamo una bella domandona. un po'. Cerca una bella domandona che ci... Allora, a Christian, se non ricordo male, ho risposto se continuava con il lavoro, non lo so. Vogliamo dargli una risposta veloce? Christian, dici quello che fa il camion? 22 gennaio 80, è qua, Christian. Continuo con il lavoro, 22 gennaio 80. Beh, vediamo, sì, no. Ilde, quando si parla di lavoro noi dobbiamo sempre infatti, per questo. certo, sì, una cosa seria.
Mm. Adesso come adesso sei per Sembra lavoro. un no, È un no che poi diventa un sì, sai perché potrebbe essere che questo lavoro che sta facendo adesso magari il equilibrio bisogna possibile che diano più slancio al pendolino, perché è un no che diventava un sì, sai quelle cose che magari dovrebbe fermarsi un attimino. Magari deve cambiare un po' rotta, ma non Mm, mm. interrompere. Vediamo cosa Esatto, dicono le esatto, cambiare stipite, strategie, perché sai perché è importantissimo cambiare strategia, eh? Cioè, eh, sai, come nelle ma partite, no? rinnovarsi è importante. Come nelle partite di Dunque, pallacanestro, sai, si gennaio sposta 80. playmaker, si mette di qua, così, no? Allora, io ho la sensazione da questo taglio che lui abbia perso un po' l'amore per quello che fa. Mm? Cioè, Magari, sì, anche questo, magari, l'entusiasmo, il primo sai, amore, la prima scintilla. sai, magari non ha più la stessa convinzione di quando ha cominciato e questo potrebbe insinuare in lui dubbi, rassegnazione. Sì, e poi magari qualche business è andato male, sai, qualche nemico dietro a porta, qualche dipendente un po' furbetto, un po' tutto, sai. Allora, Non lo so. vediamo un po'. Stanza, messaggero, allegria, gatto, che sarebbe falsità, leggerezza. Io lo chiamo gatto, però è falsità. Allora, intanto qui c'è un qualcosa, perché falsità e leggerezza insieme non è che siano proprio bellissimi. Cioè da soli possono ancora dare delle altre sfumature, ma insieme si trova un punto di contatto fra le imprudenze e le cose per le quali qualcuno si approfitta. Dunque, diciamo che questo potrebbe essere uno dei problemi che attualmente vedo comunque nel presente. Cominciamo però dal passato. Abbiamo detto stanza, lettera, dunque una notizia, un qualcosa che è arrivato e che effettivamente poteva dare o avrà dato anche immediatamente un senso di appagamento, perché allegria è comunque una carta dove si festeggia un risultato di qualche tipo, anche se non è magari il risultato che volevamo o il migliore dei risultati, però insomma sembra che nel passato comunque qualcosa di positivo sia arrivato. Però, allora, falsità e leggerezza, dunque, o era un qualcosa che si doveva cogliere proprio, se quelle situazioni adesso mai più, cogliere al volo il treno, oppure comunque c'era il rischio che fosse un'occasione, un'opportunità in realtà un po' avventata, con una forma di imprudenza. Dunque, diciamo che c'è un po' un'ambiguità in questa linea del passato. Abbiamo però donna di servizio, riunione, militare e nemico. Allora, al momento qualcuno dei collaboratori, qualcuno con cui ha un accordo, perché c'è la donna di servizio che è qualcuno che lavora, no? E sono le attività, il quotidiano. Gli incontri, cioè la riunione può parlare di accordi, ma anche di incontri che si devono fare per il lavoro, nascondono delle insidie. Vedi che c'è militare nemico. Sì. Dunque, o qualcuno agisce alle spalle, in segreto, oppure comunque ci saranno delle discussioni che potranno intralciare o creare dei ritardi delle cose. Dunque effettivamente ci sono delle cose con cui lui combatte in questo momento e potrebbero essere anche questo il motivo per cui lui si chiede se deve continuare oppure no. Ci sono comunque delle lotte che ti aspettano molto a breve, perché è già nella linea del presente. Comunque che tu decida o meno di continuare o no, ci sono degli aspetti che devono essere sistemati e che lavorano nascosti, ok? Dunque
o è qualcuno che agisce alle tue spalle, o ci sono veramente degli ostacoli che al momento ti portano ad avere dei dubbi. Donna maritata, bambino, speranza sono carte di conservazione. La donna maritata dice di mantenere insieme la famiglia o comunque quello che tu stai avendo in questo momento. Non vedo un invito a chiudere e non mi sembra neanche che nonostante questa difficoltà ci siano carte di interruzione. Piuttosto sembra che ti dica tieni duro per una nuova avventura, ok? Dunque l'idea secondo me che ci trasmettono le sibille in questa stesa è che tu debba affrontare quelle tue difficoltà, le cose che, cioè cercare di scoprire cosa agisce veramente nell'ombra e tirar fuori gli scheletri dall'armadio e ripartire da capo, dal nuovo, cambiare strategia, ma mantenere, vedi che c'è il mantenimento qua, e poi malinconia, ammalato. È chiaro che cambiare strategia ti porta delle preoccupazioni anche deliranti, perché magari non hai ancora a fuoco o chiaro la direzione più giusta che dovrai seguire. E dunque ci sarà un momento in cui tu deciderai comunque di cambiare strategia pur restando fedele al progetto o a quello che stai facendo, ma che oggettivamente ci saranno dei momenti di rimpianto del passato, di preoccupazione, di confusione. Dunque devo dirti che non è che ne esci domani, no? Però si tratta di mettere a fuoco le linee guida di una nuova direzione, una nuova strategia. E vedi anche sacerdote, allegrezza al cuore, la matrice e costanza. Comunque alla fine sono carte positive, la costanza è esatto, una sì. carta di realizzazione, la matrice è qualcosa che tu ami fare dal passato, dunque devi dare una nuova opportunità, ma chiaro, devi rompere con ciò che non va, anche a livello legale se serve, ok? Dunque devi darti Sì. da fare e ripartire, perché alla lunga ce la fai tu, però è chiaro che devi avere la grinta, devi La grinta. lottare, Sì, devi sì. lottare. Bene, Hilde, penso che per oggi abbiamo dato. Io direi di sì, del resto è sabato, la gente ha altri pensieri, prima di compilare formulari per i viaggi fanno bene a godersi la libertà che ancora ci resta, dunque saranno in giro e fanno bene a fare così. Noi rispondiamo, comunque torniamo appunto con l'appuntamento con le Sibille lunedì sera alle 21:30 sul mio canale YouTube, mercoledì saremo insieme sul canale YouTube del Marietto Veneziano alle 20:30, ma cambieremo orario. Secondo me porteremo tutto alle 21 nel tempo, Tu sia il pensi che il lunedì, 21... il mercoledì, il venerdì, secondo me sì, è un orario abbordabile. potabile per tutti, che possono Per arrivare. E tutti. poi ci Così avremo... non hanno, ma cos'era? Alle 20:30 era il lunedì o il mercoledì? Invece così 21 paro per tutti. E poi alla mattina alle 10:30 una spolveratina di sibille trash, un po' volgari, un po' guascone, come Marietto, ma che cos'hai in mente? qualcosa di zona, ma è zona protetta alle 10:30 di mattina? Forse dovrai o invertiremo l'ordine, no scherzo. Comunque Stiamo scherzando. è chiaro, comunque il Marietto ha un fare molto giocoso e magari esprimerà bene il suo carattere durante quelle fasce orarie. Benissimo, allora le persone che non hanno ricevuto risposta oggi possono tornare lunedì, mercoledì, venerdì e sabato della prossima settimana. Le persone che hanno già ricevuto una risposta da noi lascino spazio ai nuovi, perché per noi è anche un'occasione per farci conoscere gli altri, e tutti comunque hanno diritto uguali agli Sì, altri. anche perché poi ci contattano in PVT, ma sono sempre i soliti che fanno le domande, meglio lo faccio, sono arrivato dopo. Insomma, quelle cose lì che sono un pochettino così, Sì, no? c'ero Allora, io, mi hai saltato. Sì. sì. E poi Vedete l'importante che è... succede.
il discorso di Face, che molti fanno domande su Face ma non riusciamo a vederle tramite questa piattaforma. Ma poi molti ci fanno la domanda, ma secondo me non si prendono la briga di andare a vedere se gli abbiamo risposto, perché vedo che fanno la stessa domanda più volte. Comunque, Anche c'è questa possibilità qui, sì. sì, magari fanno la domanda, poi per altri motivi non finiscono di seguire la diretta e poi li ritroviamo. Noi gli abbiamo già risposto. Va bene. Allora, un Salutiamo i abbraccio nostri a amici, tutti. ma ricordiamogli un po' l'ebook che magari, perché sai questi video qui lo vedranno 400-500 persone, no? Certo, allora è in uscita Radionica Magica, vale a dire la radionica incontra l'ermetismo, dunque un lavoro, una fatica ma molto importante perché coniuga appunto l'emanazione delle onde di forza dei circuiti radionici, di forza e di forma, anche dei circuiti radionici con la simbologia dell'ermetismo. Dunque andiamo a toccare delle vibrazioni e a inserirle nel nostro campo eterico proprio per propiziare o per aprirci delle porte sul lavoro della personalità magica, il riequilibrio degli elementi e delle forze degli elementi dentro di noi e molto molto altro. Bene, se siete interessati potete comunque già prenotare la vostra copia sul sito www.ilcapitano.altervista.org nella sezione shop. Grazie. Allora ci rivediamo lunedì alle 21:30, auguro a tutti un buon fine settimana. Marietto? Saluto anch'io, mi metto qui le manine, saluto e mercoledì alle 10:30 ci sarà Marietto. Eh già, a presto. A presto.